Dal 26 aprile le novità sono soprattutto l'inizio dell'incremento del servizio tranviario. Innanzitutto cominciamo col servizio feriale. Il servizio feriale avrà una frequenza anche nelle ore notturne di 15 minuti anziché 30 minuti e questo è già un segnale molto importante per consentire una mobilità durante certi orari della sera e quindi consentire anche di attraversare il centro storico in maniera più facile. Non ci fermeremo qui all'orario feriale perché abbiamo intenzione già dall'8 maggio di avere degli incrementi anche sul servizio festivo che andranno via via aumentando finché appunto riusciremo anche ad abilitare più autisti alla guida del tram. Il servizio invernale, così con queste frequenze aumentate, sarà esteso fino al 30 di giugno, normalmente si fermava con la frequenza invernale quando chiudevano le scuole, in realtà lo facciamo funzionare fino al 30 di giugno perché di fatto la domanda di mobilità che a Padova è una domanda che si è estesa nel corso degli anni e dei mesi ad avere molta gente che ha bisogno di mobilità così d'inverno fino al 30 di giugno, non è che finisce la scuola e non c'è più la domanda di mobilità, c'è e come c'è. E infatti anche il servizio estivo, per quanto riguarda il servizio tranviario, sarà opportunamente potenziato, su questo daremo quindi informazioni.